Ennesima nottata di maltempo, grandinate record dal basso vicentino al padovano, una coltre bianca ricopre strade e campagne, a Saunara fulmine su una casa, danni e paura. Il patron Luciano Benetton dà l'addio al gruppo di famiglie, accuse i manager di un buco da 100 milioni, shock a Ponzano in Veneto, timori per i lavoratori, il 18 giugno assemblea dei soci. Una donna di 35 anni trevigiana accusata di stalking nei confronti dell'ex, lui si è rivolto alla polizia e il magistrato le ha imposto il braccialetto elettronico. La protesta dei no grandi navi contro i nuovi scavi in laguna, dalle zattere il corteo acqueo deciso ad arrivare a Fusina, bloccato dalle forze dell'ordine. Il caso degli alunni islamici esentati dallo studio della Divina Commedia di Dante in una scuola di Treviso arriva in Senato, la Lega annuncia un'interrogazione parlamentare. La Corte Costituzionale vuole farsi conoscere tra i giovani, il giudice Antonini fa tappa a Padova dove dialoga con gli studenti del liceo classico Tito Livio di diritti e di Giulia Cecchettin. Dall'Alpago a Cadelpoggio fino al Monte Grappa, dalla pioggia al sole, penultima tappa del Giro d'Italia, domina lo sloveno Pogacar che a Bassano si inchina davanti ai tifosi. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Siamo costretti ancora una volta ad aprire questa edizione regionale dei nostri notiziari con il maltempo. Maltempo che stavolta si è abbattuto pesantemente su alcune zone del Vicentino, così ad Agugliaro. Meteo impazzito questa volta nel basso vicentino. Ad Agugliaro un'improvvisa grandinata nel primo mattino ha coperto di una coltre bianca di oltre 20 cm l'intero territorio comunale. Chicchi grossi circa 1 centimetro, ma in una quantità tale mai vista a memoria d'uomo. Tutti i 1400 abitanti sono rimasti bloccati dall'acqua che, non potendo più drenare, ha allagato l'intero paese. Una precipitazione concentrata circa in un'ora, paradossalmente poi è spuntato pure il sole ad illuminare l'attività di una trentina di uomini della protezione civile e 4 squadre dei vigili del fuoco arrivati con 20 operatori. La situazione è critica, cioè c'è parecchia ancora grandine, per fortuna di piccole dimensioni, e le caditoie sono coperte appunto dalla grandine. Stiamo tentando di aprirle in modo che possa defluire l'acqua. I corsi d'acqua hanno difficoltà anche quelli perché la quantità d'acqua caduta è stata enorme. Mi sono alzato stamattina alle 7, c'era il sole e ho detto guarda che bella giornata che si presenta. Dopo mezz'ora la fine del mondo. Alle 8:10 abbiamo guardato sotto lo scantinato e abbiamo visto un po' di acqua. E allora sono corso a portare fuori le macchine perché avevo 2 macchine interne e appena portate fuori le macchine è partito tutto perché si è riempito i 50 centimetri. I vigili del fuoco sono arrivati, i portoni del garage rotto e dentro bisogna vedere ancora perché sarà tutto sotto acqua. Garage allora? In garage, perché non si può entrare. Sono macchine dentro? Ci sono anche macchine, per fortuna io sono appena arrivato, ho tirato fuori prima. Tutti hanno avuto danni, tutti sono andati sotto acqua e c'è una cosa mostruosa. Io guarda, ho 73 anni, una cosa così sinceramente non l'ho mai vista. Ero qui fuori che stavo guardando la gravità, in 10 minuti ho visto che scendeva la tempesta e ha sfondato proprio il garage. Una forza incredibile. Non mai visto una cosa mai così? No, 10 giorni fa siamo stati svegli 7 ore alla notte perché purtroppo abbiamo chiamato anche i soccorsi, non c'erano perché purtroppo c'era altri paesi che avevano problemi. Ci siamo arrangiati, ma abbiamo fatto 7 ore con le nostre pompe. Adesso ne abbiamo acquistate un'altra. Noi come protezione civile avevamo i compiti di garantire la sicurezza e servizi alla dunata, non abbiamo fatto neanche in tempo a finire. Siamo intervenuti a Isola Vicentina subito e adesso qua a Agugliaro speriamo che vada finendo perché ormai non ce la facciamo più. Sempre nel Vicentino, sempre con Daniele Garbin e Andrea Benenti, andiamo adesso ad Albettone. Si è formato un violento sistema temporalesco nella bassa veronese per poi trasferirsi nel montagnanese dove anche lì ha prodotto parecchia grandine e parecchia acqua per poi spostarsi più a nord-est colpendo il comune qui di Agugliaro, soprattutto la parte centrale di Agugliaro dove ha provocato, come abbiamo visto, un'eccezionale grandinata di circa 20 centimetri.
Dunque è un evento veramente importante e ovviamente dobbiamo aspettarcene sempre di più a causa, come avevamo ribadito anche qualche settimana fa, dei cambiamenti climatici, sul riscaldamento globale abbiamo sempre più questi eventi estremi. Eventi estremi che questa mattina hanno fatto tornare l'inverno anche nei comuni di Albettone e Poiana Maggiore, dove è stata interrotta l'elettricità e dove si è immediatamente riaperto il COC per gestire l'emergenza. A Poiana sott'acqua sono finite via Colombara, Ponte Novo e via Ponticelli. Ancora una mazzata per l'agricoltura che si aggiunge ad una situazione già critica secondo Coldiretti, che stima questa mattina una precipitazione media di 60 mm in 10 minuti nella zona dalla Bassa Veronese e Vicentina fino a quella di Rovigo. A rischio le colture erbacee, tabacco, mais e pomodoro. Ad Albettone è colpita la frazione di Lovertino. Siamo stati più fortunati nonostante anche nella frazione di Lovertino ci siano stati degli episodi collegati anche lì alla grandine, quindi la grandine aveva ostruito sostanzialmente tutte le possibilità di scolo dell'acqua. Fortunatamente con alcuni interventi mirati anche dei vigili del fuoco siamo riusciti comunque a far sì che la situazione nel giro di poco ritornasse alla normalità. Però vedendo le scene di Agugliaro, massima solidarietà ai nostri amici, perché insomma stiamo a pochi chilometri, quindi sono amici, anche al collega sindaco Massimo Borghettini, perché immagino quanto difficile sia. Poteva prevenire in qualche modo avvisare per tempo i cittadini? Allora, avvisare per tempo è difficile, magari con 10-15 minuti di preavviso, anche 20 minuti potevamo sapere la traiettoria del temporale, però non potevamo sapere l'entità della grandinata, quello è difficile da prevedere, una grandinata di queste proporzioni. Flagellata anche la Bassa Padovana da Montagnana a Saunara. Sempre Montagnana, grandine anche. Pioggia forte, grandine e abbassamento delle temperature nella prima parte della giornata di oggi nella Bassa Padovana, come vedete dalle immagini di Luca Tecchiato. A Montagnana la situazione è più difficile, con grandine e molta acqua caduta in pochissimi minuti, tanto che sono state numerose le chiamate ai vigili del fuoco per allagamenti e difficoltà viarie. La grandine ha causato anche numerosi danni alle coltivazioni che saranno quantificati nei prossimi giorni. Situazione complicata anche a Este Monselice, con numerose chiamate di soccorso ai pompieri per allagamenti dovuti alla grande quantità di pioggia caduta in poco tempo. Poi, in poche ore, la situazione si è risolta. A Saunara, invece, paura per un fulmine che ha colpito una trifamiliare. In casa in quel momento non c'era nessuno. I vicini sono stati spaventati da un botto, dal fumo uscito dall'abitazione e da un principio di incendio. Nessun ferito e danni limitati all'impianto elettrico. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rapidamente messo in sicurezza l'abitazione, mentre anche alcune case vicine hanno avuto disagi per i guasti all'impianto elettrico. Ed è a suo modo una tempesta anche quella che sta coinvolgendo in queste ore con gravi timori il gruppo Benetton. Lucio Zanato lo definisce un vero e proprio terremoto. È un vero e proprio terremoto a tutto campo, l'addio amaro al gruppo United Color di Luciano Benetton, perché quell'intervista pubblicata in esclusiva sul Corriere della Sera colpisce un po' tutti i campi, da quello finanziario a quello economico, fino a toccare anche il sociale, legato al futuro dei dipendenti, dei siti produttivi e relative comunità. Tutto in quella sfiducia verso la dirigenza del gruppo e in particolare a quel manager che viene dalla montagna, che nel 2019 diventa amministratore delegato e poi l'anno scorso, dopo aver rassicurato più volte il signor Luciano, presenta d'improvviso un buco di bilancio che lo stesso Benetton definisce nell'intervista drammatico, intorno ai 100 milioni di euro, e che tutto quello che è emerso, che sta emergendo da settembre 23 è una vergogna, uno shock che ci lascia senza fiato. Accusa pesantissima nei confronti della dirigenza che secondo Maurizio Castro, esperto di crisi aziendali, potrebbe mettere in moto anche la giustizia amministrativa. Il pubblico ministero presso il Tribunale delle Imprese potrebbe avere notizia di una possibile violazione commessa dagli amministratori di quella società, in grave violazione dei loro doveri, tale da meritare una
ispezione giudiziaria. Vorrebbe dire che potrebbe andare in amministrazione giudiziaria la Benetton. Che viene commissariata, potremmo usare questa espressione, la Benetton, in base a quello che leggiamo, articolo 2409 del Codice Civile. Nel frattempo è arrivata la reazione dal quartier generale di Ponzano attraverso l'ANSA, in cui Edizione, socio di riferimento di Benetton Group, ha già annunciato la necessaria discontinuità manageriale della società, che sarà discussa nell'assemblea dei soci fissata per il 18 giugno. Facile pensare che l'attuale amministratore delegato Massimo Renon dovrà farsi da parte dopo aver spiegato come si è arrivati al buco indicato da Luciano Benetton, anche se sempre all'ANSA le fonti interne precisano che si tratta di una perdita significativa rispetto alle previsioni. Infine Edizione, che ha già investito 350 milioni di euro negli ultimi 3 anni per sostenere la società, continuerà a farlo anche per i prossimi anni. Ma oltre alla storia in se stessa, per Maurizio Castro la vicenda Benetton mette in luce per l'ennesima volta la fragilità manageriale delle nostre aziende. Non sarà più come prima, io sono convinto che le conseguenze saranno rilevanti, perché interroga il rapporto tra la proprietà e il management, il modo in cui il management interpreta la propria autonomia, il ruolo di chi fa revisione dei bilanci, il ruolo di chi seleziona, recluta i manager, il ruolo di chi fa vigilanza. Da questo punto di vista tutti sono aspramente, duramente interrogati da questa vicenda. Possiamo dire che dopo il terremoto delle banche venete questo è un altro scossone alla nostra economia? Sì, culturalmente forse persino più insidioso, perché le banche avevano una irriducibile specificità. Qui è proprio il campione stesso dell'impresa privata e quindi il campione stesso dell'identità veneta che viene messo in crisi, e quindi da questo punto di vista può avere socialmente e quasi antropologicamente dei rimbalzi molto più forti di quanto non potremmo immaginare. Parole fortissime quelle di Maurizio Castro. Ritorniamo alla cronaca, andiamo a Vicenza. Paura sull'autobus, questione di momenti. Sono le 9 del mattino in Viale Dalviano a Vicenza. Un autobus SVT proveniente da Viale Mazzini arriva alla rotatoria con Via Medici e Viale Fratelli Bandiera. Ma qualcosa non va. Il bus rallenta e rallenta ancora, ma va dritto e sbatte a bassa velocità contro l'antica porta San Bortolo. Qualcuno sente il colpo, come il titolare del bar di fronte, che si trova a questa scena di fronte. Noi stavamo servendo i clienti come al solito, abbiamo sentito suonare, poi abbiamo sentito una botta forte, abbiamo guardato fuori e abbiamo visto l'autobus che praticamente era andato a sbattere contro Porta San Bortolo. Allora sono uscito io di corsa per vedere effettivamente cosa era successo. C'erano altri automobilisti che nel frattempo avevano già chiamato il 118. Sul posto arriva l'ambulanza, ma per fortuna non ci sono feriti. L'autista sembrerebbe che possa aver avuto un piccolo malore, ma dopo l'incidente si sarebbe subito ripreso. Quando sono arrivato io l'autista dell'autobus era già cosciente, parlava, aveva già aperto le porte, chiacchierava anche con i passeggeri, quei pochi passeggeri che c'erano a bordo. Sull'erba della rotatoria ci sono ancora i segni delle ruote del bus. La terra è sollevata, un piccolo palo con un'insegna pubblicitaria è divelto. Per fortuna però nessuno si è fatto male. Il bus si è quasi appoggiato alle mura antiche grazie anche alla prontezza dell'autista, che è riuscito quasi a fermarsi. Nessun ferito, né tra passeggeri né altri automobilisti, nessun altro è stato coinvolto. Sul posto la polizia locale ha effettuato i rilievi dell'incidente, poi SVT con i propri mezzi specializzati ha rimosso il pullman. Poi sono arrivati i vigili e nel giro di un quarto d'ora, 20 minuti era già tutto a posto. Andiamo adesso a Treviso, c'è una storia di stalking, protagonista una donna di 35 anni. Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico, provvedimenti presi non a carico di un uomo questa volta ma di una donna, una 35enne trevigiana accusata di stalking nei confronti del suo ex 50enne, anche lui di Treviso. La squadra mobile ha condotto un'articolata indagine a carico della donna, appurando che dall'estate del 2023 avrebbe iniziato a perseguitare l'ex danneggiandogli la macchina, la cassetta della posta, molestandolo telefonicamente e lasciando biglietti anonimi fuori dalla sua abitazione. A quanto pare la giovane non aveva
aveva accettato la separazione dall'uomo che all'epoca dei fatti era impegnato con un'altra persona e se all'inizio aveva compiuto solo atti dimostrativi, era arrivata poi a vere e proprie minacce, tanto da spingere il cinquantenne a rivolgersi alla polizia, da qui i provvedimenti presi con tanto di braccialetto elettronico che segnalerà eventuali tentativi di avvicinamento all'ex. La Corte Costituzionale entra a scuola, succede a Padova. Il viaggio della Corte Costituzionale nelle scuole è arrivato a Padova. Il giudice Luca Antonini, che fa parte della Corte dal 2018 e che insegna all'Università di Treviso, ha dialogato con gli studenti del Liceo Classico Tito Livio. Un viaggio iniziato l'ottobre scorso da Roma e che poi ha toccato Puglia, Lombardia, Emilia, Sicilia e ora Padova, dove il tema è quello dell'importanza delle donne nella Costituzione. Io vengo qui in questo liceo dove si è diplomata Giulia Cecchettin e il titolo è Il valore della donna. Il valore della donna è stato affermato grazie alle sentenze della Corte Costituzionale che piano piano hanno rivalutato questo ruolo. Pensi che nel 1960 una donna non poteva fare il prefetto. Lo scopo di questi incontri è quello di mantenere viva e accrescere la consapevolezza delle funzioni che la Corte esercita a garanzia dei principi e delle libertà fondamentali e per far conoscere i diritti e i doveri sanciti dalla Costituzione. La Corte Costituzionale, far capire ai giovani la Corte Costituzionale cos'è, vuol dire far capire cos'è la democrazia, cioè che differenza c'è fra la nostra Repubblica e un'autocrazia come può essere quella russa. Cioè la differenza non è solo le elezioni, perché anche di là ci sono elezioni. Il problema è che qui c'è una Corte Costituzionale che quando il potere diventa arrogante lo può bloccare, no? E noi dichiariamo incostituzionali le leggi e quindi facciamo capire che non c'è nessun potere assoluto. Un viaggio importante, sottolinea il professor Antonini, perché a volte anche gli adulti non conoscono bene quest'organo dello Stato. Purtroppo è poco conosciuta la Corte Costituzionale, talvolta anche fra i grandi si fa confusione fra la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, ad esempio, e non si capisce questo ruolo che è fondamentale. La manifestazione dei no grandi navi a Venezia, l'avanzata delle imbarcazioni degli attivisti è stata bloccata a qualche centinaio di metri dal terminal di Fusina. Motoscafi di polizia, polizia locale, carabinieri, guardia costiera e guardia di finanza hanno bloccato la manifestazione che era partita dalle Zattere per protestare contro nuovi scavi in laguna e ritorno delle grandi navi. Lo vedete dalle immagini, tutti i dettagli nel corso dell'edizione veneziana dei nostri telegiornali. A Padova invece è stata inaugurata la statua delle polemiche, l'alpino con il fucile, la presenza delle autorità e di più di 300 penne nere. È stata scoperta, quindi lo vedete, la statua al parco Tito Livio a Padova, e questo sotto una pioggia battente. Era presente l'amministrazione comunale con il sindaco Sergio Giordani, che ha annunciato l'intenzione di proporre la città del Santo come sede dell'adunata 2028. Quindi questo l'annuncio a margine di questa inaugurazione. E noi adesso andiamo a Bassano del Grappa per raccontarvi una giornata di grande sport iniziata in Alpago, la 20ª tappa del Giro d'Italia, la tappa Regina. Tantissime persone in Viale delle Fosse a Bassano del Grappa per salutare con tantissimo entusiasmo il vincitore di questa 20ª tappa del 107° Giro d'Italia, Tadej Pogačar. Insomma, questo 26enne sloveno, che è stata davvero una rivelazione, un super favorito, un fuoriclasse. È stato detto davvero tutto di questo giovane campione che ha già vinto praticamente il Giro d'Italia. Si diceva tantissima emozione, tantissime le persone che hanno seguito questo lungo Giro d'Italia, questi 184 chilometri di questa 20ª tappa del Giro d'Italia. Insomma, sono partiti dal Pago questa mattina e sono arrivati a Bassano del Grappa in questo tripudio di emozione e di grande gioia per questo sport sempre unico. E adesso allora vi lasciamo alla grande festa della premiazione. Tadej Pogačar! Difende i colori della White Emirates, Tadej Pogačar!
Penultima tappa, quindi un'emozione dietro l'altra, e adesso vi riportiamo a una polemica di questi giorni, l'esonero dallo studio, dalla lettura in una scuola media trevigiana della Divina Commedia, un esonero di fatto che riguarda due studenti di fede musulmana, perché lo sapete, la Divina Commedia è stata in qualche modo giudicata incompatibile con l'Islam, questo a giudizio di una docente, questione che finirà in Parlamento. Io insieme agli altri colleghi parlamentari presenteremo un'interrogazione parlamentare sul punto per fare piena chiarezza e per comprendere le motivazioni di questa scelta. Arriverà dunque anche in Parlamento la vicenda che ha scosso e indignato i cittadini e la politica sull'esonero dello studio della Divina Commedia due studenti di religione non cristiana da parte di una professoressa di una scuola media del Trevigiano. Il tema ancora scotta e la presidente della società Alighieri invita a riflettere e a studiare il testo. Se è vero che Dante colloca Maometto tra coloro che seminano discordia, questo non significa che il poeta avesse una visione negativa dell'Islam. Nello stesso inferno, nel limbo, colloca addirittura insieme con filosofi e storici del passato anche Avicenna, Averroè e addirittura Saladino, considerandolo un grandissimo generale. E Saladino è il generale che ha occupato Gerusalemme, per cui che però non ha distrutto il Tempio, ma lo ha lasciato rispettando la religione cristiana. E addirittura poi si dice che si pensa che ci siano delle affinità tra la Divina Commedia e il Corano. Affinità che sono da ricercare in un libro storico in cui si racconta che Maometto sia salito al cielo con un cavallo e poi ridisceso perché Allah gli abbia dato l'incarico di diffondere la buona novella. Può essere l'ispirazione presa da Dante, quindi anche Dante arriva al cielo, addirittura cita anche Maometto e l'Islam nel paradiso e poi ritorna e attraversa l'inferno. Quindi voler dire che Dante ce l'aveva con l'Islam, che ha distrutto Maometto, è un voler strumentalizzare Dante, e d'altra parte, da parte di chi non accetta Dante come testo perché è contrario alla propria religione, c'è un errore di fondo perché non conosce e non ha approfondito questo testo. Ci ritorneremo ovviamente nell'edizione trevigiana dei nostri telegiornali dal Veneto, e quindi è tutto subito dopo la sigla, il meteo. Buona serata.